Eder. Mech. Pallister. Sebastiano dice che ho inventato che lui mi disse che a metà mattina del 14 era tornato a casa. La mia prova è il fatto che sono andata a fare quella dichiarazione il 29 dicembre 2021, quando Liliana era ancora scomparsa. E poi non vedo perché avrei dovuto dire una cosa per l'altra, visto che ci ho pensato molto bene prima di andare in questura a dichiarare quello che ho dichiarato. Io ho una certa età, ho esperienza con i tribunali per altri motivi non così gravi, quindi so benissimo che quando metto una firma, quella è e quella rimane. Quindi, se gli inquirenti oggi mi chiedono, oggi che finalmente si parla di omicidio come abbiamo sempre detto noi dal primo giorno, io sono qua e non ho nessun problema a confermare quello che ho detto. 3 giorni dopo la scomparsa di Liliana, non del ritrovamento, 3 giorni dopo la scomparsa, mentre lui, quella mattina del 2017, è andato in giro per affari suoi, ha lavato la macchina. Ha parlato del fatto che si era suicidata, parlava al passato già di Liliana. Non serviva cercarla perché, secondo lui, si era suicidata. Queste cose le sappiamo già da 3 anni, non da oggi, perché noi siamo sempre stati più che convinti, conoscendo Liliana, una persona che non meritava di finire così. Perché lei non ha mai fatto del male a nessuno. A noi ci manca tantissimo, anche se ci vedevamo poco, ma eravamo unite, ci pensavamo sempre, ci si scriveva quando si aveva tempo, quando si poteva farlo. E ci si vedeva quando il signor Sebastiano si degnava di passare davanti a casa mia e fermarsi, perché non lo faceva sempre. Quindi è lui che ha portato via Liliana dalla famiglia. Questo è vero. Ma noi abbiamo sempre rispettato il signor Sebastiano, perché era il marito di mia cugina. Quindi, se volevo vedere mia cugina, dovevo accettare anche Sebastiano. L'abbiamo fatto per 32 anni, ma il giorno della scomparsa di Liliana è cambiato tutto, perché lui non l'ha cercata, non ha chiesto il nostro aiuto per niente. Anzi, è rimasto a casa a fare il VIP con la copertina. Non voleva che chiamassimo chi l'ha visto. Scusatemi, è così. Non voleva che mettessimo foto in giro. Non voleva chiamare i giornalisti della città. Non voleva andare a bussare nei negozi. Non voleva fare niente. Non voleva fare la denuncia. Vedete voi, insomma, noi siamo convinti, e grazie al dottor Dainotti che ha chiesto i 24 punti più la riesumazione, e grazie alla dottoressa Cattaneo, siamo arrivati a dimostrare quello che noi avevamo nel nostro cuore. Ritorno a ripetere, Liliana era una persona che amava la vita, che amava tutti quelli che stavano intorno a lei. Non era una persona da suicidio. Comunque lui ha sempre parlato di suicidio. Il suo avvocato ha fatto un'intervista dopo la prima autopsia dicendo già queste cose. Adesso le ripete, ma io non voglio commentare questo, non sono competente. È un avvocato difensore, deve difenderlo, faccia il suo mestiere. Noi non ci crediamo al suicidio, non ci abbiamo mai creduto. Liliana, spiegatemi voi come ha fatto a cadere con il sacco in testa. Si è superato, perché è stato dimostrato che è un omicidio,
che è stata picchiata. Poi lo stesso dottor Baresani, perito di Sebastiano, già nel 2023, se non sbaglio, ha detto che è morta per mano di terzi, che è stata picchiata per mano di terzi. E allora, adesso, tirare fuori di nuovo il suicidio? Beh, è una mossa da difensore, giustamente. Io sono convinta che la nuova procuratrice farà il suo dovere, come doveva essere fatto 3 anni fa, perché è stato tutto sbagliato dall'inizio. Io non so se per dolo o per disattenzione, per menefreghismo, tutto quello che volete, però queste cose dovevano essere fatte già 3 anni fa. Riguardo a Claudio, ci sono le telefonate, ci sono i messaggi, c'è la verità di Claudio, che l'ha detta dal primo giorno, quando Liliana era ancora scomparsa. Lui ha raccontato le stesse cose che sta raccontando da 3 anni. Non ha cambiato una virgola. Qualche volta probabilmente ha sbagliato a entrare nei particolari, ma lui voleva essere creduto, per far venire fuori che Liliana non si era suicidata. Dopo che è stato provato dalle celle telefoniche, dai messaggi e da tutto il resto, noi ancora di più crediamo a Claudio. Mistero a Bologna. Donna trovata morta in strada. Aperta un'indagine a 360 gradi sulla fine di Tania Bellinetti. Una morte improvvisa, inspiegabile, avvolta da 1000 interrogativi. È questa la cornice in cui si inserisce la tragedia che ha colpito Bologna martedì scorso, quando il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto in via Tolstoi, nella zona periferica della Barca. Un quartiere popolare e silenzioso che da un momento all'altro si è trovato al centro di un dramma che lascia sgomenta l'intera città. La vittima si chiamava Tania Bellinetti, aveva 47 anni ed era madre di 2 figli. È precipitata dal terzo piano di un palazzo a Cer, gli edifici di edilizia popolare che si affacciano sulla via dove è stato compiuto il tragico ritrovamento. È lì che Tania viveva, da tempo, in un contesto che gli investigatori stessi hanno definito difficile. È lì che si è consumata una fine ancora tutta da chiarire. Ad accorgersi della presenza del corpo sono stati alcuni residenti della zona. È stato uno dei vicini ad allertare le forze dell'ordine dopo averla vista, immobile, a terra, priva di vita. Un'immagine forte, scioccante, che ha lasciato attoniti anche i primi soccorritori accorsi sul posto. Questi, al momento, sono gli unici punti fermi dell'indagine. Il resto è un quadro fatto di ipotesi, dubbi, piste che si intrecciano. La morte di Tania, infatti, è un enigma che le autorità stanno cercando di risolvere tenendo aperta ogni possibilità. Le ipotesi in campo sono diverse. Non viene esclusa la possibilità che possa essersi trattato di un gesto estremo, un suicidio, ma nemmeno si può ancora parlare con certezza di incidente. C'è anche, però, una terza ipotesi sul tavolo, quella dell'omicidio. Ed è su quest'ultima che si concentrano gli sforzi degli investigatori, impegnati in queste ore a ricostruire cosa sia realmente accaduto prima della caduta. Gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando di mettere insieme ogni dettaglio utile, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, ascoltando i vicini, cercando testimonianze che possano fornire anche il più piccolo tassello per completare il puzzle di una storia che al momento appare ancora avvolta nell'ombra. A rendere ancora più inquietante il quadro è il passato di Tania, segnato da anni di maltrattamenti. La donna, infatti, aveva più volte denunciato l'ex compagno, un uomo di origine tunisina di 36 anni con cui aveva vissuto proprio nell'appartamento da cui sarebbe caduta. La loro relazione era stata definita dagli inquirenti burrascossa, segnata da episodi di violenza domestica e tensioni crescenti. Non si trattava solo di litigi. L'uomo era già stato condannato in passato per maltrattamenti nei confronti della donna, e di recente aveva ricevuto un ammonimento da parte del questore, che avrebbe poi violato, dando luogo a una nuova denuncia, proprio a seguito dell'ultima escalation.
La magistratura aveva disposto per lui una misura cautelare in carcere, ma da allora di lui si sono perse le tracce. Alcuni residenti, interpellati dai giornalisti nelle ore successive alla tragedia, hanno riferito di aver visto l'uomo aggirarsi nei pressi dell'abitazione di Tania proprio il giorno della sua morte. Qualcuno sostiene che i due fossero stati visti insieme, tuttavia, al momento, non vi sono conferme ufficiali su questo punto. La polizia sta vagliando tutte le segnalazioni, nella speranza di rintracciare l'uomo, che potrebbe essere in grado di chiarire alcuni aspetti ancora oscuri della vicenda, se non addirittura coinvolto in modo diretto. Nel frattempo, la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per fare piena luce sulla morte della 47enne. È stata disposta l'autopsia sul corpo, che dovrà chiarire la dinamica dell'impatto, eventuali segni di colluttazione e soprattutto se la caduta sia compatibile con un gesto volontario o se vi siano elementi che suggeriscano l'intervento di terzi. L'obiettivo è capire se Tania sia caduta accidentalmente, se abbia deciso di porre fine alla sua vita o se, invece, qualcuno l'abbia spinta, nel corso di una lite o di un'aggressione. I risultati dell'esame autoptico saranno cruciali. Mentre gli inquirenti cercano di ricostruire cosa sia accaduto, intorno alla figura di Tania Bellinetti si è stretta una comunità intera, una donna descritta da chi la conosceva come generosa, dolce, capace di grandi gesti d'affetto, una madre che ha affrontato anni difficili, che ha lottato per proteggere se stessa e i suoi figli. Sui social si susseguono da ore i messaggi di cordoglio, incredulità, rabbia. Ciao sorellina, sarai sempre con me, scrive qualcuno, non ci voglio credere, ditemi che è un incubo, commenta un'amica, e ancora, riposa in pace dolce angelo, resterai nel mio cuore, veglia sui tuoi figli, che tu possa finalmente trovare la serenità che la vita non ti ha dato, una vita spezzata nel silenzio di una periferia, una donna che forse aveva chiesto aiuto, che aveva denunciato, che aveva avuto il coraggio di raccontare, e ora, a chiedere giustizia, è tutta Bologna. Guarascio, Barzan, comunicati e miraggi, il Cosenza Calcio come telenovela sudamericana, ma senza lieto fine. Cari fratelli rossoblù, ormai ci siamo rassegnati, tifare Cosenza è più che una fede, è una prova di sopravvivenza. Serve fegato, stomaco forte e la capacità di interpretare comunicati stampa più criptici dei messaggi dei Maya. Anche stavolta, lo spettacolo è servito. Al centro del palco, come sempre, lui, Eugenio Guarascio, l'uomo, il mito, il presidente che guarda al futuro. Ma solo se è scritto da lui. Sì, perché il nostro caro patron, che ormai maneggia il pacchetto di maggioranza come se fosse l'ultimo panino con la salsiccia allo stadio, ha gentilmente fatto sapere che non ha la minima intenzione di cederlo. Anzi, rilancia, conferma il mister Cappellacci, annuncia un nuovo direttore sportivo, pare che in pol ci sia Mauro Meluso, uno che di calcio ne mastica parecchio, e promette, udite udite, novità a breve. Applausi. Dall'altra parte della barricata, però, c'è Davide Barzan, la giovane speranza imprenditoriale locale. Una sorta di enfant prodige con l'ambizione di prendersi il giocattolo Cosenza e portarlo verso lidi più professionali. Sembra uscito da una serie Netflix, 30 anni, entusiasmo da vendere, qualche milione da investire e un passato degno di un romanzo popolare. Candidatura con la destra alle scorse comunali, un'auto incendiata con annesso comunicato solidale del sindaco Occhiuto, e almeno 2 tentativi falliti di comprare la società. Insomma, un curriculum di tutto rispetto per chi vuole tuffarsi a bomba nel meraviglioso mondo del Cosenza Calcio. Il nostro Davide, che a tratti ricorda quel Luca Peppuccio Pagliuso. Figura mistica capace di alternare paranoie e sogni come nessun altro, qualche mese fa aveva già annunciato entusiasta di aver chiuso l'accordo con Guarascio. Con tanto di cifre, piani industriali e fotoricordo. Peccato che nel frattempo, in TV, il presidente parlava del suo futuro, di riqualificazioni giovanili e, perché no, di risanamenti spirituali. E infatti, i due si incontrarono davvero. In una stanza. Da soli. Mezz'ora scarsa.
All'uscita, Guarascio partorì il suo consueto comunicato carico di fiele: non cederemo il Cosenza a improvvisati avventurieri, disse, con tono apocalittico. E giù polemiche. Ora, a distanza di 4 mesi, la storia si ripete come una barzelletta che non fa più ridere. Barzan che incontra il sindaco, Barzan che parla coi giornalisti, Barzan che offre 3 milioni e mezzo. Nel frattempo, Eugenio se la spassa in piazza, festeggia con i tifosi, conferma tecnico e programma estivo. Il tutto con l'ordine e la chiarezza di un'assemblea di condominio con gli altoparlanti rotti. A questo punto, la situazione è chiara come il fumo delle salamelle a bordo campo: confusione totale. Una trattativa che sembra un miraggio nel deserto, un presidente che non molla l'osso manco a piangere, un giovane aspirante mecenate che sogna in grande e un popolo rosso-blu che, ancora una volta, viene lasciato in mezzo al guado a chiedersi: ma noi, esattamente, dove stiamo andando? E allora, se serve un colpo di teatro per risolvere tutto, forse c'è una sola persona in grado di restituirci pace, ordine e una buona dose di risate amare: Luca Pagliuso. Come? Comprando la regina. Così, giusto per mettere un punto a capo a questa telenovela infinita, far scoppiare l'universo e ripartire da zero, perché al Cosenza non ci si annoia mai. E noi, come sempre, ci saremo. Con la sciarpa al collo, il cuore gonfio e la pazienza in scadenza. Avanti lupi, anche stavolta ce la faremo. Forse. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.